Quando ero piccolo, durante le fredde e nuvolose serate invernali, mi affacciavo sempre alla finestra per vedere se iniziava a scendere qualche fiocco di neve. Con il passare degli anni, però, le nevicate sono state sempre più rare. E per questo motivo voglio capire se è possibile produrre la neve fai da te. Prima di iniziare mi sono documentato sui principali canali YouTube che trattavano dell'argomento e ho trovato una cosa molto interessante. Ho scoperto il funzionamento dei cannoni sparaneve che utilizzano in montagna per appunto fare la neve artificiale. E ho cercato di capire se qui in campagna c'è qualche attrezzo che abbia un funzionamento simile. Innanzitutto ho pensato all'idropulitrice, che però purtroppo ha un problema, nel senso che l'acqua che viene nebulizzata è un po' troppo grande, un po' troppo spessa, cioè le goccioline ne sono troppo grandi e quindi non si riesce a creare la neve, a meno che non ci sia freddissimo all'esterno. E infatti ci ho già provato l'anno scorso, però purtroppo che scendeva comunque acqua, non riusciva a diventare neve, quindi per adesso l'idropulitrice la escluderei. L'altro attrezzo a cui ho pensato è l'atomizzatore, che per chi non lo sapesse è l'attrezzo che viene utilizzato per fare i trattamenti. Per esempio noi li utilizziamo nei vigneti e come potete vedere ha dei forellini laterali che permettono di nebulizzare l'acqua. Adesso quindi dovremo mettere l'acqua all'interno, attaccarlo al trattore e vedere se funziona per il nostro esperimento. Ho scelto di farlo nella giornata di oggi perché il meteo dice che è una di quelle più fredde. Infatti la temperatura dovrebbe andare sotto zero questa sera o ancora di più domani mattina. Il trattore è su per quella stradina lì, quindi per andare a prenderlo utilizzeremo quest'altro trattore, però prima devo scaricare tutta questa legna qui. Ok, abbiamo preparato anche il trattore, adesso non ci resta altro che aspettare che venga sera perché appunto c'è troppo caldo in questo momento dato il sole. Poi al massimo domani mattina che c'è ancora più freddo, poi riempire l'atomizzatore e provare a vedere se riusciamo a fare la neve. Ehi Siri, quanti gradi ci sono? Al momento la temperatura è di 4 gradi. Intanto vado nel campo a lavorare. E se vi piacciono questi video esperimenti fatemelo sapere iscrivendovi al canale. Ok ragazzi, fuori è sera, sono le 18:10. Ehi Siri, temperatura esterna. Ehi Siri, temperatura esterna. Ehi Siri, temperatura esterna. Al momento la temperatura è di 2 gradi. C'è ancora un po' troppo caldo, però intanto prepariamo il trattore attaccato all'atomizzatore e poi gli mettiamo l'acqua dentro, lo lasciamo anche all'esterno un po' così l'acqua si raffredda ulteriormente prima di provare a far la neve. Sulla gamba. Yo, proviamo a fare la neve. Sì. Ok, questa è la cantina, adesso portiamo fuori la canna dell'acqua. Si piglia nella botte e buttiamo fuori tutto il vino, come è successo con mio fratello. Cosa c'è? È ghiacciato? C'è il tombino ghiacciato, non si riesce mica ad aprire. Anche quello lì. Allora per scongelarlo gli mettiamo l'acqua calda. Guardate come fuma. Ecco, è andata fuori tutta. Ok, allora adesso dobbiamo solamente aspettare 5-10 minuti circa per riempire un po' l'atomizzatore, circa a metà. Poi quando arriveremo ai 0 gradi proveremo a fare la neve. Probabilmente stasera arriverà già ai 0 gradi, però forse non basta, dovremo aspettare domani mattina. Il riempimento prosegue, non vedo l'ora, dai, speriamo. L'anno scorso, come vi dicevo, avevo provato con l'idropulitrice attaccata appunto a questo pozzetto qui, però anche se lanciavo l'acqua in aria non riusciva lo stesso a diventare neve in quel lasso di tempo, insomma. Però l'atomizzatore dovrebbe avere più pressione, quindi dovrebbe nebulizzare di più l'acqua e quindi in teoria dovremmo riuscire a fare la neve. Ok, sono passati circa 5-10 minuti. Adesso diamo una controllata. Com'è? Bisogna fare luce. Dove?
Ah, c'è galleggiante, ok. Dai, Lea Sepp ha trovato. Ok, allora abbiamo chiuso tutti gli ugelli dalla parte sinistra, abbiamo lasciato aperto quelli dalla parte destra. Questi qui con l'arancione in alto sono aperti, mentre gli altri sono chiusi. Adesso bisogna solamente aspettare che la temperatura si abbassi. Ehi Siri, temperatura? Al momento la temperatura è di 2 gradi. Mamma, mi sembra impossibile che ci siano 2 gradi, c'è freddissimo. Ok, allora sono le 7:30 circa. Ehi Siri, temperatura esterna? Al momento la temperatura è 2 gradi. Prima siamo andati in macchina e metteva -1, quindi sarà sui 0 gradi circa la temperatura, oppure 0 e qualcosa, insomma. E adesso proviamo a vedere se si riesce a fare la neve oppure no. Mio padre sta provando là. Ok, accendi i fari del trattore. Vediamo. 3, 2, 1. Allora deve uscire di qua in caso. Esce di qua. Vediamo cosa succede. Speriamo, dai. Oh. Cosa fai? Di là dove? Ma è solo per vedere! Allora, volevamo provare di qua, tuttavia c'è un problema, ovvero l'acqua fredda non va bene che vada sugli ulivi perché altrimenti li ghiaccia. Allora dobbiamo andare di là, c'è più spazio, c'è un bel piazzale. Mamma che freddo che c'è freddissimo ragazzi. Speriamo che funzioni questo esperimento, se no faccio tutto per niente. Ok, stiamo provando. Vediamo cosa succede. Ragazzi, allora purtroppo probabilmente c'è ancora troppo caldo. Proviamo domani mattina che le temperature dovrebbero abbassarsi ulteriormente. Adesso, come vi dicevo prima, ci saranno circa 0 gradi, però appunto non bastano per trasformare l'acqua in neve. Domani mattina quindi mi alzerò presto e proveremo intorno alle 6:30, 7. Alexa, temperatura esterna. In questo momento la temperatura è di -4 gradi Celsius. L'umidità è dell'83%. Ok ragazzi, sono circa le 7, la temperatura è di -4 gradi, andiamo a vedere se riusciamo a fare la neve. Comunque c'è veramente freddissimo, guardate quando si fuma. Allora intanto lo porto fuori un po' di tempo, così l'acqua fa in tempo a raffreddarsi. Quello che c'è dentro l'atomizzatore. Ok, adesso aspettiamo circa un quarto d'ora in modo che l'acqua che c'è qui dentro si raffreddi e poi proveremo a fare la neve. Se stavolta non riusciamo a fare la neve con l'atomizzatore, mi sa che non è possibile. Da noi sotto -4 è difficile che vada. Apri solo quelli in alto, quelli laterali, lasciali stare. Ok, ecco la prova definitiva. Siamo pronti. Abbiamo aperto solo quelli in alto, là, ventole accese. Sì, ma devi dargli spinta, oh. Non si riesce a vedere. C'è l'acqua gelida che viene giù, però non si trasforma in neve, orca. Esperimento chiaramente fallito purtroppo. Pensavo che saremmo riusciti stavolta a fare la neve, essendoci stati appunto -4 gradi per la prima volta dopo tantissimo tempo. Dobbiamo percorrere un'altra strada. Ciao ragazzi.